I Panevin non si toccano, bruciamo invece la burocrazia che li divora. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, non ci sta a vedere pian piano scomparire i tradizionali Panevin cancellati dalla troppa burocrazia. Ogni anno, continua il presidente, dobbiamo assistere a quello che è diventato una sorta di cerimoniale, il no ai Panevin. È scandaloso che una tradizione tipicamente veneta, che si perde nella notte dei tempi grazie alla contrarietà di pochi, debba essere oggi pesantemente ingabbiata da norme sempre più stringenti. Ben venga, dice ancora Zaia, la sicurezza e l'attenzione all'ambiente, ma da qui a ridurre il Panevin a capro espiatorio di tanti mali è inaccettabile, conclude il governatore, anche perché in Veneto Panevin significa popolo e qualcuno pensa che non debba contare assolutamente niente. Tradizioni alle quali, seppur a malincuori, molti hanno rinunciato, come nel caso di Sebastiano Baccicchetti, che quest'anno si è visto costretto a cancellare il tradizionale Panevin che da un secolo la sua famiglia organizzava sul Colle San Paolo a Vittorio Veneto. Troppe procedure burocratiche da seguire che inevitabilmente fanno lievitare i costi e così il signor Baccicchetti ha preso questa seppur dolorosa decisione. L'anno scorso si è un po' complicata, abbiamo dovuto fare una domanda in marca da bollo e fin qua ci stava. Adesso col piano di sicurezza redatto da un ingegnere diventa economicamente complicato. Non si riesce a capire come si riesca anche a burocratizzare una tradizione, un qualcosa che non ha nessun vincolo di guadagno. No, era una tradizione e basta, e quello doveva rimanere.